Ciao Chiara. Ciao Luca, vero? Scusa, cosa vuoi? Ok, siamo a Rovigo City e niente, andiamo a fare... C'è sempre qualcosa a Rovigo, c'è anche sempre la Cristina, soprattutto l'obiettivo sporco. Vai anche tu? La Garina con la pecorina, con la Cristina, tutta pecorina. Giacomo, sei una merda e ti amo. Solo a Rovigo. La coerenza delle persone, una pecorina. Questo è Palazzo Roverella. Io do fuoco alla gente. Ciao! Oh, sai che ho appena salutato uno che mi veniva dietro alle superiori. Dal 2012 quanti anni sono passati? Pochi. Sì, due. Due? Un sexy shop. Ah, comunque quella è la torre di Frodo e Pipino, dove sono andati a bruciare l'anello. E questo è il corso. E basta. Che libro? Che libro? Siamo in un bar. Buongiorno. Mi ha regalato una rosa. Da Rosario. You so fucking precious when you smile. Ciao Luca, l'età di un magnare. Aspetta! Come aspetta? È per il cin alla salute. Avvistamento di un figo a Rovigo. Aveva gli anfibi, pantaloni neri, occhiali da sole, pizzetto, ciuffo, moro, zainetto, gilet di jeans. Cioè, e io sono qua. Ed è andato giù di là. Ed è andato giù di là. Sono le ore 7 e qualcosa. Prego, se guardi questo video e mi riconosci, scrivimi. Qui ci sono le luci fighe. Cameraman. Là, ok. e qua c'è la crina, e qua c'è la bandiera italiana, qua c'è la crina, la bandiera italiana e basta. Cosa prendo? Me lo prendo in culo. Vai. Peperoni e porchetta. Rovigo stasera. Pieno di Li ho fighi. portati io. Pieno di fighi. Sono tutti i tuoi amici. E non me li hai ancora presentati. Li ho portati insieme. Devi venire qui più spesso. Vero? Sì. Hai ragione. Chiara. Tu non mi devi riprendere nel momento. Com'è l'acuto? Così, Come la vegana, è senza mozzarella. Però c'è la zucchina, e a me piace la zucchina. Buonasera da Telerovigo. Ma mi vergogno, buonasera da Telerovigo. Guarda la videocamera, per favore, che c'è il camera. Mi dobbiamo dargli lo stipendio a fine mese, sto qua, che non fa un cazzo. Digli. Grazie. Facciamo come dice Charles Benson, che si deve fare per campare. Ma scusi, cos'è che mi ha chiesto prima lei? Questo. Ma lei? Comunque, ma lei? Lei? Avete un caffè? Sì, grazie mio. Bamba. Questa sera Siamo a posto. Esatto. Primo piano sul caffè. Primo piano sul caffè. Caffè. Benvenuti a Telerovigo questa sera in diretta dal Corsopolitan con la nostra Chiara. Chiara, vuoi dirci qualcosa? Al microfono? Ma non si può più. Ma chi è questo pezzo di figo qua? Il cameraman, guarda, il cameriere, Madonna di Dio. Mamma mia. Lo sto chiamando, però vedi è troppo Impegnato. perché è andato a comprarmi il regalo per stasera. Lui non lo sa ancora, ma domani ci sposiamo. L'anello sono frivolezze. Cameraman, guarda, sinistra, cameraman, cameraman! Sa che Viva la cioccolata! Che c'è Big Bamboo. Una pizza catalana. la vegana. La vegana. Ciao al cameraman. No, troppi camera. Camera, sigla. La creo mascherone. Ecco a voi. Cristiano. Cristiano. Mi serve il sottofondo da Super Quark. Siamo qui negli angoli di Rovigo per farvi vedere. Guarda, fai vedere gli angoli. Questo è un angolo a 90. Ecco. Le famose ragnatele di Rovigo. Ecco una chiarus selvatica. Vai. Aspetta. Delle gratte. Quelle sono delle gratte di una finestra, perché a piano terra entrano i malandrini. Quello è il balcone di Giulietta che andava in bicicletta e mostrava una tetta. Non c'è gente. C'è gente? C'è gente che si abita qua. Ah sì, beh, ma non importa. Qui vedete la mia gioia. Questo. Chiara? Primo piano. La mia gioia con il Big Bamboo. Qui ci sono delle luci accese. Chiara, venga per favore, venghi. Ma che hai i fanali? Ma stai scherzando? Aspetta. Hai i fanali? Sì.
Ma c'hai anche la luce. Visto, sono un albero di Natale, se stiamo avvicinando a Natale, sono un albero di Natale. E se ci avviciniamo a Pasqua? Sono un albero di Pasqua. Egregia, collega. Ci esponiamo al cameraman con un eloquio, sì, Lo sproloquio. 50 specie, acceso il Cremonini. Ciao! Ti saluta, vedi qua c'è un'altra Giulietta che va in bicicletta. Nel video non si riuscirà a capire un cazzo, ma vi conviene non capire mai un cazzo. Ma si vedrà soprattutto con questo Perché video. ricordate che l'ignoranza è la felicità. Più sei intelligente, aia! Sto facendo un discorso serio! Più sei intelligente, più sei melanconico in questo mondo di ladri. Come diceva Lucio Dalla. Chi è Lucio Dalla? Che cazzo è? Chi era? Chi era? Ladri di biciclette. Ladri di biciclette. Ilias Maluma. Cosa? Ilias Maluma. Sbattimi al cancello. Cosa? Sbattimi. È quello che vede i cancelli. Ilias Maluma. Se guardi questo video, Ilias, sto pensando a te. Vieni. Ti aspetto. A Fit vendersi? No. Via. Aspetta che qua c'è una voragine, muoio. Dove? E qua? Cameraman! Allora, Oddio! Cosa hai messo il nos? Sì, cancello, c'è un cancello. C'è un cavallo? Un cancello. Un cavallo. No, quello è più bello però. Oh, sì. Quello là gigante è più bello. Ilias. Mamma mia che cane! C'è una cuccia più grande di me, via. Hai visto che cuccia? Sì, È una sta cuccia così. grande così, sai a Scooby-Doo? Dubi-dubi-doo. Finiamo questo video da Comodissime. casa finiamo questo video Con una... con una riflessione filosofica. Profonda. Una perla Parlando di saggezza. Scooby-Doo. Parlando di Scooby-Doo. Sai come finisce l'ultima puntata di Scooby-Doo? Che il mostro, il vero mostro in realtà, era Scooby-Doo. Eh sì, un cane parlante. Hai ragione. Ecco, e quindi lui ammazza tutti i suoi amici. Fine. Rovinato l'infanzia a 5.000 miei iscritti, ma comunque grazie. Ciao. Mi presento Chiara. Ciao. Mi presento cameraman Luca. Ciao. Ciao. E qui noi vi salutiamo. Ciao, buona serata. Buona serata, Andiamo ciao. a letto perché siamo vecchi.